Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. Per dilettanti gol siamo allo stadio Vallini di Piove di Sacco, dove è in programma Piovese Dolo, 23esima del campionato di eccellenza Girone B. Cielo sereno, campo in ottime condizioni, pubblico delle grandi occasioni. Andiamo a leggere le formazioni. Piovese, in classica casacca biancorossa. Manzoli, Malimpensa, Vallese. Alban, Terrassan, Nicolussi. Rigato, Negri, Diomandè, Pasetto, Urbinati. A disposizione di mister Massimiliano Sabadin, Lorenzetto, Fornaro, Giacomini, Viaro, Toffanin, Birolo, Monetti. Dolo, Ingranata. Gallo, Frempong, Fontolan. Bellan, Vio, Scantamburlo. Ronchin, Gruic, Fantin, Bolzan, Canella. A disposizione del mister Francesco Minto, Stefani, Pozzato, Benetti, Pilutti, Palmieri, Memmo, Munaro. Dirige l'incontro il signor Gasparin della sezione AIA di Schio, assistenti Bianchin e Bortolussi. Subito pericoloso il Dolo con Bolzan che gira pericolosamente di testa. In avanti i locali. Al quarto ci prova Diomandè con Gallo fuori dai pali. La mira manca. Brivido al 22esimo. Il tiro di Grujic deviato quasi sorprende Manzoli molto reattivo. Fallo su Urbinati al limite dell'area. È il 28esimo. Dai 16 metri su punizione, pregevolezza balistica di Pasetto che insacca alle spalle di Gallo, plastico ma non concreto. Piovese in vantaggio. Difesa della Piovese immobile mentre Fantin del Dolo cerca il pertugio giusto. Salvataggio sulla linea per i locali. Si va all'intervallo col vantaggio della Piovese e con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. Occasione d'oro per Diomandè, ben servito dalla fascia ma non colpisce bene in semirovesciata. Ospiti pericolosi al quinto minuto. Azione sulla corsia di sinistra, la sfera in area piccola viene allontanata da Terrassan in affanno. Diomandè si fa mezzo campo in velocità, si accentra, dribbla e scocca il destro che Gallo devia. Pasetto assist per la corrente Diomandè, sinistro sul quale Gallo si oppone col corpo. 27esimo, Gruic dai 20 metri colpisce bene ma sopra la traversa. Dolo ancora vicino al gol, è Vio che si porta in avanti ma spreca. 40esimo, Bolzan su punizione, il suo sinistro è deviato da Manzoli. Dopo 5 minuti di recupero finisce la gara, Piovese batte Dolo 1-0. Mister Massimiliano Sabadin, allenatore della Piovese, 3 punti d'oro. Sì. Direi decisamente 3 punti importanti, il ritorno ad una vittoria in casa dopo la sconfitta che abbiamo fatto qui 3 settimane fa contro il Ponzano, e 3 punti che servono tantissimo al morale ma anche tanto alla classifica, è inutile negarlo insomma. La partita è stata abbastanza equilibrata. Sì, sapevamo che avevamo di fronte un avversario ostico, un avversario che non avrebbe mollato mai e d'altro canto anche noi avevamo la necessità di cercare di inseguire questo risultato importante e le due squadre si sono combattute a viso aperto. Abbiamo avuto 2 o 3 situazioni importanti noi, anche loro ne hanno avuto un paio. In un paio di situazioni è stato bravo il nostro portiere, in qualche altra è bravo il portiere loro. Siamo stati un po' sfortunati sull'azione del palo che abbiamo preso nel primo tempo, che la palla non voleva saperne di entrare. Però penso che poi tutto sommato nel secondo tempo abbiamo gestito abbastanza bene, abbiamo sbagliato al primo minuto con Rodrigo un gol fatto. E chiaramente quando non si riesce a chiudere le gare poi si rimane sempre un attimino sul chi va là, perché l'avversario non molla e loro ci danno dentro, però insomma penso che alla fine sia stato un risultato meritato, anche se sofferto, insomma, come è giusto che sia. La salvezza non è più un miraggio? Non lo so, adesso alla luce del risultato odierno abbiamo 10 punti tra noi e il Dolo che era la quintultima.
La salvezza è il nostro primario obiettivo per questa stagione e stiamo lavorando per conseguirlo. Questo è il nostro obiettivo e lavorando con grande intensità, con grande umiltà. E abbiamo passato momenti più buoni, momenti meno buoni, derivanti dal fatto anche a livello mentale c'è stato un periodo un po' così di appannamento, di scorramento dopo aver perso la finale di Coppa Italia. Dopo i ragazzi pian piano sono ritornati a lavorare con un attimino di più serenità e adesso stanno cominciando un po' anche a ritornare i risultati. Non dimentichiamo che questa squadra ha fatto 22 punti nel girone d'andata e quindi insomma l'obiettivo nostro è riuscire a raggiungere i 40 punti. Vediamo di farcela insomma. Ai nostri microfoni Claudio Dalla Pria, presidente della Piovese. Allora, con oggi sono 3 anni di presidenza della Piovese. Come hai festeggiato? Ma diciamo che la cosa più bella di oggi è il fatto che abbiamo vinto, è una vittoria molto importante perché ci dà un po' più di tranquillità in classifica. Non siamo ancora salvi, ma comunque la strada si fa un po' più in discesa. E sono oggi 3 anni, come ricordava prima, che sono presidente del Piovese Calcio, è un'esperienza fantastica, abbiamo veramente realizzato un bel progetto, lo stiamo portando avanti in maniera importante. Abbiamo un settore giovanile molto importante, puntiamo molto sui nostri ragazzi, sul sociale che comunque sembra un aspetto molto importante per questo tipo di attività. Abbiamo poi uno staff tecnico e diciamo anche a livello dirigenziale delle persone molto capaci e veramente molto preparate. Sulla squadra è un progetto che è partito quest'anno con il mister Sabadin, abbiamo inserito parecchi nostri ragazzi che provengono appunto dal settore giovanile e poi abbiamo fatto gli inserimenti di giocatori che possono nel tempo darci una mano a costruire una squadra che nel giro di 3-4 anni ci possa dare veramente delle belle soddisfazioni. Quindi è un progetto che sta andando avanti con risultati molto importanti e sono molto contento di quello che abbiamo realizzato fino adesso. Allora, domenica prossima incontrate la squadra che vi ha dato qualche dispiacere in Coppa Italia. Esatto, sì, è stata veramente anche lì una bellissima esperienza. Ho ringraziato i ragazzi perché siamo arrivati in finale, un trofeo l'abbiamo portato a casa purtroppo per il secondo posto. Speriamo il prossimo anno di riuscire a raggiungere la vittoria del trofeo. Comunque domenica daremo un fil da torcere al Vittorio e speriamo di riuscire nell'impresa di portarci a casa dei punti che ci aiutino ancora nella salvezza. Comunque anche lì in Coppa un'esperienza indimenticabile, veramente molto importante. Ai nostri microfoni Francesco Minto, mister del Dolo Riviera Brenta. Allora, un mese che non andiamo a segno, mister. Purtroppo è una triste realtà, effettivamente siamo sterili davanti, adesso non voglio attribuire le colpe sicuramente al reparto offensivo. Arriviamo là, costruiamo anche oggi, si è visto una gran mole di gioco, un pizzico anche di sfortuna direi, però la palla dentro non arriva. Gli ultimi gol li abbiamo fatti con dei terzini, purtroppo in circostanze così occasionali. Non riusciamo, non abbiamo la capacità di segnare. Il calcio, chi segna va avanti e vince le partite, chi non segna sta a guardare. È un momento duro, abbiamo anche tanti problemi, tante assenze da parecchio tempo, di cui anche Niero che mi dicevi prima, che era il nostro centravanti dove si è fratturato il piede e quindi lo stiamo aspettando pian pianino. Niente, abbiamo raccolto niente neanche oggi e non ci resta che sperare e continuare a lavorare e a crederci fino alla fine. Però, comunque la salvezza è possibile con questo gruppo? ma io credo di sì, noi siamo abituati, è già il 3° anno che lottiamo con i play-out, ce la facciamo. È chiaro che quest'anno magari le aspettative erano differenti. Però giustamente come dicevi te prima, se non si fa gol non si fanno i punti, non si va avanti e la nostra carenza principale è questa, adesso come adesso. Il carattere e la voglia c'è, se cambia il vento, cominciamo ad avere un po' di fortuna, un pizzico di convinzione in più, possiamo dire la nostra e lottare nei play-out per la salvezza. È dura comunque, c'è da soffrire ma ci crediamo, tenteremo. Un'ultima domandina, ritorni al Vallini dopo la tua esperienza da mister qui qualche anno fa? Non solo da mister, io qui ho fatto 5 anni importantissimi
dove abbiamo vinto 3 campionati, ho fatto 3 anni da giocatore, 2 anni da allenatore, è stata un'emozione bella. Tanti ricordi. Tanti bei ricordi, tante vittorie, perché la Piovese in quei 5-6 anni dove ho avuto la fortuna di militare c'erano giocatori veramente importanti, anche adesso comunque la Piovese è strutturata. Però bei ricordi e sono stato contento di ritornare, vedo che la gente mi ricorda ancora con piacere e ringrazio tutti quanti.